A Padova si riunisce la conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale per definire e condividere le priorità strategiche del settore. I maggiori esperti, gli addetti ai lavori di un comparto che conta 120.000 imprese e 6 miliardi di prodotto lordo, insieme per programmare il futuro, disegnare la strategia che segnerà la nostra agricoltura da qui al 2030. Un'agricoltura che deve essere sempre più rispettosa dell'ambiente, sempre più sostenibile, che deve dare reddito ai nostri agricoltori, ma reddito vero, che sia meno carica di burocrazia per quanto riguarda anche le attività che noi facciamo, ma che fa lo Stato e la Comunità Europea, e che soprattutto mantenga nei territori l'attività dei nostri agricoltori. Un gruppo di ricerca che comprende oltre al CREA, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, le università di Padova, Venezia e Verona, ha lavorato per offrire supporto alla regione sulle strategie da adottare nei prossimi 10 anni, le migliori opportunità e i punti di debolezza del settore primario passati ai raggi X e proiettati nel futuro. Il punto di forza, se io devo pensare agli aspetti economici, è senz'altro quello dei prodotti di qualità che generano un export dal punto di vista del sistema agroalimentare veneto veramente di grande rilievo e che ci pone ai vertici tra le regioni italiane. Punti di debolezza, come al solito, ce ne sono diversi, forse una dimensione delle imprese agricole che ancora non è ottimale. E poi spazio alle osservazioni e ai suggerimenti degli addetti ai lavori. Nel mio caso produttori di referenze estensive, quindi mais, soia, barbabietola, e su questo piano credo che dovremmo iniziare a fare una seria politica di filiera in queste colture, seguendo un po' quello che hanno fatto nel settore vino, che ovviamente in questo momento è il settore più redditizio. Il salto di qualità dovrebbe essere il fatto di estendere il CLLD, quindi la capacità di attingere a più fondi ai GAL, e quindi il leader applicato a tutti e tre i fondi. È un Veneto che intende crescere, come dimostra l'impiego dei fondi per il programma di sviluppo rurale. Del miliardo 169 milioni mai destinati più di 1 miliardo, quindi siamo alla fine addirittura un anno e mezzo prima della programmazione europea.